Presentazione ufficiale nel pomeriggio di ieri presso l'azienda Segata di Sopramonte per l'Agri Lagaria Volano Volley che per la prima volta nella sua storia affronta il campionato di Serie B1 femminile. Il presidente Vigilio Baldessarini, affiancato dal direttore sportivo Michele Boschi, ha raccomandato massimo impegno alle sue ragazze, sottolineando l'importante esempio che rappresentano ogni giorno per le giovani atlete del vivaio volanese. La formazione affidata all'esperto tecnico Marco Angelini, dopo la splendida promozione ottenuta nella passata stagione, punta a una tranquilla salvezza nella terza serie nazionale. Adesso come adesso puntiamo innanzitutto a salvarci, anche perché essendo una neopromossa il primo obiettivo è quello, poi puntiamo a fare quello che riusciamo a fare di più. Nel senso, se tutto ciò che viene è buono, vediamo, siamo un po' misto, siamo un gruppo un po' di giovani e un po' più vecchie. Vediamo se riusciamo a integrarci bene e portare a casa i risultati. Questo è il roster agli ordini di coach Angelini e del suo vice Mattia Guadagnini, Lorena Zanei e Camilla Giora in cabina di regia, Erika Eliscases e Giorgia Bonomi in posto 2, Alessandra Betti, Martina Bogatek e Jessica De Valle al centro della rete, Sharon Bisoffi, Martina Consolati, Maddalena Crotti e Stefania Pistolato in banda, Marta Scanavacca e Marisa Segata nel ruolo di libero. Serviranno tanto impegno e grande costanza negli allenamenti per affrontare una categoria assolutamente nuova per una realtà come il Volano Volley e ben diversa dalla Serie B2. Sì, è decisamente diversa, forse magari un po' per la velocità del gioco e magari noi un pochettino più vecchie possiamo dare un po' l'esempio a quelle più giovani e riuscire a costruire appunto un bel gruppo per portare a casa le vittorie.